Allora, vediamo un altro contributo che ci fa sempre riflettere, poi la parola a Bortolami che si sta cappottando dalle osservazioni che deve fare. Vediamolo insieme. La domanda più concreta che tutti si fanno è che cosa aumenterà. La benzina no, sicuro, forse però lo faranno i tabacchi e del resto manovrine di correzione a storia portano costi e limature fino all'ultimo. Una caccia ai soldi ormai al termine di 500-800 milioni di euro di coperture mancanti che in queste ore dovrebbe aver trovato ragioneria. Potrebbe rischiare qualcosa il totem delle agevolazioni fiscali per ora? Sembrerebbe di no. La vigilia del Consiglio dei Ministri si affida alle parole del direttore generale del Ministero dell'Economia, Fabrizia Pecorella. Domani insieme al documento di economia e finanza verrà approvato, spiega, anche un articolato provvedimento che non solo conterrà la manovra di aggiustamento del deficit dello 0,2%, ma sarà integrato con misure su terremoto, crescita ed enti locali. Fonti di governo preferiscono definire nell'arco di pochi minuti la presenza della manovra come probabile. Complessivamente però tutto come previsto, i 3 miliardi e 400 milioni di euro innanzitutto. I due decimali famosi richiesti di correzione. Chiamarla tassa a Bruxelles sarebbe troppo, nei fatti l'Italia quell'obiettivo non l'ha centrato e adesso mette la toppa. 1. Per rientrare nei parametri. 2. Perché essere precisi ora, rispettosi, fa presumere di negoziare con calma forse no, ma maggiore attenzione, il manovrone, che non sarà sul filo dei decimali. Ci si arriverà apparentemente, ecco il senso, con la coscienza pulita. L'Europa ha già dato via libera, ha gradito lo split payment, oltre 1 miliardo di euro che si materializza grazie al meccanismo con cui l'IVA delle fatture emesse con la pubblica amministrazione viene girata direttamente all'erario e non portata all'incasso dei fornitori. Rimane da vedere quanto però verrà assegnato all'Italia come percentuale di crescita, quel punto tondo che oggi una voce dall'Ocse definisce buono, ma non abbastanza. E quel famoso decimale in più? Ci sarebbe stato se non ci fosse stata la manovrina, obiettivamente una conferma che lievemente depressiva lo sarà. Per la famosa regola già citata dei costi, che storia insegna poi qua e là arrivano. Ma la vera novità è che nel documento di economia e finanza quest'anno, accanto alle tabelle sul deficit e sull'avanzo primario, arriveranno anche le previsioni sugli indici del benessere, ambiente, lavoro, disuguaglianze, sperando non siano solo 0, Beh, la speranza, Bortolami, anche Sì, lo split payment, come lo vede? Lo split payment può essere anche una cosa intelligente ma complicata sotto l'aspetto tecnico. Il problema è, come dicevo prima, mamma mia, quante cose che sono da dire adesso. Cioè, sempre sintesi, troppe. così possono intervenire anche gli altri. Troppe, perché adesso anche nella manovrina che fanno, la mia paura è che è una manovrina imposta da Bruxelles e per cui noi dobbiamo per forza fare qualcosa. Hanno rattoppato come al solito facendo tolgo un po' qua, metto un po' su, aspetta che metto l'accisa, non hanno toccato le benzine perché sennò mi fuori una follia, la gente che lavora con la macchina, la gente va a lavorare, la gente lavora con la macchina. Abbiamo vabbè, lo sappiamo già, il prezzo della benzina nostro è folle per tutti i vari balzelli che negli ultimi 100 anni sono successi, per cui se noi andiamo ancora a complicare e mettere nuovi adempimenti, andiamo comunque alla fine a fare una macchina burocratica talmente alta che ha un costo che pesa sulla popolazione, questa è la verità. Cioè noi quest'anno, adesso come professionisti, hanno fatto quella manovra di fine anno fiscale dove abbiamo dovuto aumentare dai 2.300 ai 5, 6, 7, 800 euro a contabilità, a tutti. Che è come perché una tassa dobbiamo inviare ulteriore. 7 invii telematici in più, spesometro, liquidazione IVA. Cosa per l'evasione fiscale? Cosa serve? Cioè, se io te la mando via una volta all'anno o te la mando via ogni trimestre, cosa cambia? Se io la fattura la registro o non la registro, non è che un trimestre sì e un anno no. Cioè, o la registro o non la registro. Cioè, stiamo veramente... non so, noi che lavoro stiamo facendo? Noi stiamo facendo dipendenti statali, no? Che mi pagassero il Ministero delle Finanze, come i medici a quello interno, cioè basta. Per cui dove vogliamo andare a finire? E mi dicono se la spesa pubblica, giustamente come diceva prima Nardi, aumenta le tasse, aumenta la spesa pubblica, cioè aumenta il deficit, cioè, qua c'è qualcosa che non torna, dovrebbe diminuire. Cioè per cui i soldi dove vanno? Dove vanno? Sì, c'è un carrozzone che è la burocrazia italiana. Comune di Padova ha un bilancio da 800 milioni di euro. Comune di Padova. Volete che vi dica dove vanno? No, perché io ora, non dico altro, perché non siamo in campagna elettorale. È uno schifo. Dove vanno? Dove vanno? Ah no, guardatelo, quanti stipendi dipendenti, 200 milioni di euro solo di Tasi IMU di entrate, 200 milioni solo di Tasi IMU. Sono dipendenti. Cioè, se voi vedete sullo sport è quasi 10.000, 20.000.
che non paghiamo sulle associazioni 10.000, 30.000. Cioè, dico, ragazzi, allora, se mi aumentano le imposte e non mi danno servizi, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va a livello statale. O si riforma, perché prima lei ha detto, o tu hai detto, che comunque saranno delle riforme strutturali. E non intendevo solo l'aspetto fiscale, ma anche a livello politico soprattutto. Non possiamo più mantenere uno Stato così grande sotto l'aspetto di spesa pubblica. O si riduce, come hanno detto, che cosa vuol dire ridurre cosa? Cioè, dov'è che bisogna tagliamo? tagliarla. Dove? Bisogna tagliare tutta questa burocrazia che è pesante. Tagliamo i dirigenti. C'è una cosa che era già stata... I dirigenti se ne potevano tagliare, anche perché in Italia non è che comanda Renzi. No, era per capire. Comanda i dirigenti. Sappiamo benissimo che se uno si basterebbe impunta... che i trasferimenti alle regioni fossero secondo il criterio dei costi standard, che tante volte si è detto, ma non lo si fa mai. Già questo introdurrebbe un elemento e dopodiché se la regione Sicilia fallisce, fallisce la regione Sicilia, non fallisce l'Italia. La si potrà aiutare, tu cercherai in modo di... Però i costi standard vanno rispettati, ma noi nemmeno questo, ed è un principio che penso ci troverebbe tutti d'accordo, no? Perché poi in Sicilia il sistema sanitario riceve tanti soldi come nel Veneto, però non dà le stesse cose. Adesso non me la voglio prendere con la Sicilia, che è una bellissima regione, capito? Però per far... Allora noi, chi è quel direttore d'azienda, quell'amministratore delegato che amministrerebbe un'azienda che ha 3 stabilimenti, uno fa utili, uno fa pari e l'altro perde più di quello che fa utili utilizzando gli stessi sistemi? È impossibile, bisogna intervenire in modo diverso. Un medico, un chirurgo deve agire sulla parte che sta male, non può tagliare ovunque, morirebbe, muore. Invece il paese viene trattato così. Si faranno delle misure che probabilmente avranno il risultato di mandare in depressione chi oggi ancora, per quello che si diceva prima, riesce a starci, perché è un eroe. Inserisce il concetto dell'efficienza. Esatto, dell'efficacia, dell'efficienza, ma anche efficacia. Però quello che volevo dire poi, sulla ridistribuzione del reddito, su fasce sociali che sono veramente, come lei ha detto prima, al limite di sussistenza, su questo, guardi, sfonda una porta aperta per me, su di me. Perché se potessi, si potrebbe fare. Il problema è che ci sono dei meccanismi molto più grandi di noi che non riusciamo più a modificare. E io parlo anche per esempio della nostra finanza, che non è gestita dall'Italia, ma è gestita dalla finanza globale, che fanno il bello e il cattivo tempo. Perché lei si figuri che se lei ha dei soldi, sapete cosa, cioè adesso non voglio tirare fuori questo ambito, ma voglio dire, è nella visione di tutti cosa è successo. E tutti quei soldi di questi vecchietti che sono stati messi in queste banchette e dove i direttori gli hanno detto di mettere sui bond obbligazioni, parliamo in italiano, ok? Che è un debito, un titolo di debito, e per essere un titolo di debito è a rischio puro, ok? Senza aver fatto una MiFID, senza aver fatto niente. Allora dico, siccome c'è un mondo finanziario che non è gestibile, perché non diamo delle regole a quel mondo finanziario? Che purtroppo la finanza è mondiale e non ci possiamo fare niente. Perché io mi scontro, perché la voglia di fare in Italia, adesso dico in Italia per la mia realtà. Questo non è un fatto naturale, cioè questo è un fatto, non è accaduto naturalmente che le banche, da banche di risparmio sono diventate banche commerciali, e quindi non è un fatto naturale, si è deciso così. Noi dove eravamo? Questo dicendo. Le dico io dove eravamo. Siccome finché allora andava bene e le possibilità di ricevere prebende o a condizioni potevano avvenire in quella condizione, ce ne siamo in quasi disinteressati. E quindi può capitare che il vecchietto che ha depositato il TFR o un piccolo capitale determinato dalla vendita della casa, del padre, del nonno, venga turlupinato da queste cose. Ma queste c'erano che prima. Per far girare l'economia. Adesso non voglio fare nomi, ma i presidenti delle casse delle casse vicentine, li conoscevamo che prima. Non è che siamo arrivati nel nostro piccolo. Poi la finanza non è governata certo da popolare di Vicenza, intanto meno la Veneto Banca. Però la finanza è governata fuori dai nostri confini, questa è la verità, e per cui in ricaduta fanno quello che vogliono. Allora, il problema è che non si dà una legislazione specifica, fanno ciò che vogliono, non c'è neanche la possibilità di avere uno scambio equo a livello commerciale tra te, cliente, e tu istituzione finanziaria. Perché gran parte delle volte loro hanno talmente potere economico che fanno ciò che vogliono. Posso dirle per rilanciare un paese, no, ma posso confutarla. Per rilanciare un paese, in America ha messo una tonnellata di liquidità. Noi la banca centrale non ce l'abbiamo più.
La Germania, l'Inghilterra, l'America fanno ciò che vuole. L'America è una cosa a sé stante, ma hanno messo liquidità. Se non si mette liquidità, anzi qua la stanno drenando, i soldi che hanno dato anche le banche nel quantitative easing, se la utilizzai per fare i fatti propri o ricomprarsi le loro obbligazioni, lasciamo stare perché io con le banche divento matto. Non entriamo nel merito delle banche. Se noi non gli mettiamo liquidità e non gli diamo un'economia reale che crei posti di lavoro, ecco la distribuzione dove potrebbe iniziare, che crei dei veri posti di lavoro, non dei fasulli posti di lavoro. Allora la manifattura non chiude ma aumenterà i posti di lavoro, non solo la manifattura ma noi abbiamo anche altro, abbiamo anche le Mi industrie. spiega perché Basilea 1, 2, 3 o 4 ha avuto tutto questo effetto negativo da noi e non negli altri paesi europei, o meglio, non in questa dimensione. No, io mi sono dato una spiegazione, che naturalmente. qua il credito sia stato dato un po' a random, forse le do anche ragione su questo, per carità di Dio. No, bastava la conoscenza Però, con qualche funzionario per avere la possibilità di accedere guardi, al questo è il credito mondo politico più che imprenditoriale, devo essere No, insomma, a me le azioni della Vicentina non le ha vendute un politico, le ha vendute un direttore di una piccola agenzia di territorio. Sì, certo. Ecco, quindi c'è anche un problema di responsabilità. No, ma qua non entriamo. Non facciamo. Voglio sentire anche... No, perché entriamo in un altro allora, argomento. se ci fosse una distribuzione, cioè se comunque mettessimo liquidità e creassimo aziende, si creano posti di lavoro. La verità è che la gente, giustamente come diceva prima, è pazzo uno che fa impresa in Italia. Non ci sono regole. Non sai quante tasse ne paghi tante, ma non sai neanche quante. Secondo me Vedi Riccardo, però scusate, però io facevo prima. Giustamente poi è da 10 anni, ma secondo me da prima, che l'Italia sta avendo un Riccardo, però non ne usciamo. Io penso ricordate che voi è una guerra per ricostruire. Non voglio Riccardo, però basta questo. ma o si ristruttura, come dicevo io, la struttura non è solo l'aspetto fiscale, perché non è che abbassando le tasse. Poi sull'evasione io là non sono molto d'accordo, perché almeno i miei, o sono i miei clienti che sono seri, o professionisti serie, ma l'evasione io non ne vedo così tanta. Forse i grossi gruppi multinazionali che entrano qui, che fanno evasione. Una volta la Guardia di Finanza ha scoperto tutta la Valle del Chiampo, lì senza far nome sul riferimento produttivo delle concerie, li ha scoperti tutti. Cioè, guardate, però Riccardo, io chiedo scusa, caspita, un attimo, mettiamo la clessidra adesso. Un attimo, segretario, mettiamo la clessidra adesso. Scusate, dai, no, quello che voglio anche dire, Carlo Valerio, perché ma lui si vede tutti Presidente. quello che voglio dire, ma vedete, proprio perché il meccanismo, a mio avviso, è difficile che possa essere cambiato dall'interno, proprio perché sei in un loop così dove è difficile. Allora io dico, è un po' come fa un'impresa che produce, alla fine vede che i risultati non ci sono, cosa deve fare? Si ferma e vede la problematica a livello laterale e dopodiché cerca di intervenire. Allora ecco perché io dico, visto che abbiamo una tassazione elevata, non riusciamo a smuoverci, non riusciamo a eliminare il discorso a far rientrare il discorso dell'evasione, abbiamo diversità di trattamenti a livello regionale, no? Allora perché noi non facciamo delle aree dove le imprese diamo una tassazione bassa? Io capisco che creo delle disparità. Magari troviamo il sistema, creiamo occupazione sana, attento, occupazione sana, cioè creiamo occupazione. Se non partiamo dal lavoro, e qua credo che siamo tutti d'accordo, lavoro sano, io credo che non ne veniamo fuori, dobbiamo veramente avere il coraggio di mettere a gamba tesa, e chiudo Elena, è come se entrassimo a gamba tesa su un meccanismo che non funziona. Però se questo è dico. possibile anche questo dal punto di vista anche addirittura locale, così colgo la sollecitazione di Sposato. Anche dal punto di vista locale, gli enti locali potrebbero, agendo con la leva fiscale, ricostruire dentro alcuni parametri di innovazione, di lavoro, tra virgolette, sicuro non c'è niente, naturalmente, ma serio, ecco. Serio. Posso fare una domanda? Utilizzando la leva fiscale, che è stata esattamente quella che hanno fatto i nostri sindaci attorno agli anni 50. La ricostruzione di questo paese ha avuto naturalmente una capacità dello Stato di intervenire per il piano Marshall, quindi ricordiamo tutte le risorse che potevano essere indotte. Una capacità anche dal punto di vista locale dei sindaci di ricostruire le proprie città. Terza questione però che adesso è fondamentale e manca, c'era un'idea su come questo paese doveva svilupparsi. E quindi questa le partecipazioni statali non sono state quel baraccone che abbiamo conosciuto alla fine, sono state un veicolo fondamentale per la ricostruzione
economica e produttiva di questo Paese e agganciando attraverso gli investimenti pubblici anche una capacità di investimenti privati che dopo quella fase è aumentata in maniera consistente. Serve un'idea di Paese. C'è un quarto punto, cosa si pagava di tasse negli anni 50? Certo. Allora torniamo qui. Sì. Però il dato, per rispondere a quello che diceva prima, perché non facciamo questo? Ma se, nella sua famiglia, se vede che spende più di quello che guadagna, cosa fa? Dice devo guadagnare di più per andare avanti? Assolutamente no. Risparmio, per certo, risparmio, taglio, chiaro questo, chiaro. Noi questo non abbiamo il coraggio. Sì, però vede, però mi scusi, l'Europa, però mi faccia Leonardi, mi faccia con la Spagna, con la sì, però mi faccia aggiungere una cosa. Leonardi, però se da un lato risparmio, scusi, se da un lato risparmio, la prima cosa che fa ti entra di meno risparmi perché devi far quadrare i conti, però da un altro canto io comunque cerco di attivarmi per fare nuovo reddito. Certo, ecco, a noi, a mio avviso, dovremmo concentrare le energie nei modi e nei termini fattibili a livello anche comunale, condivido con Castagna, la possibilità di poter creare nuova ricchezza. Ecco, questo è quello su cui che non si fa, secondo me. Righetti, un attimo solo Righetti, e devo aggiungere. Sì, no, dicevo che in realtà non è così, adesso io non sono un economista, no, però da anni la spesa corrente nel nostro paese, che vuol dire la differenza fra le entrate e le uscite, è in attivo. Cioè, quello che incide negativamente sui vincoli del rapporto PIL-deficit, in realtà è il debito pubblico, che è un'eredità che si è accumulata e che si è accentuata nel tempo. Ma dal punto di vista invece del rapporto fra entrate e spese, le spese correnti, la bilancia è positivo, il che vuol dire che si investe di meno anche, che si investe molto di meno. Questo accompagnato a quello che richiamavo prima, cioè una strategia di politiche che noi definiamo recessive, che non caratterizzano solo l'Italia, che caratterizzano l'Europa nel suo complesso, ma che a quel livello determinano vincoli finanziari e vincoli di bilancio che poi a caduta riguardano tutti gli Stati, che hanno determinato una riduzione degli investimenti, soprattutto quelli pubblici, perché in un periodo di crisi come quello che abbiamo attraversato, il privato e l'impresa privata fa fatica a sostenere la dimensione degli investimenti che sarebbero necessari. E questo accompagnato anche a delle politiche dal punto di vista della gestione della forza lavoro, sempre più orientata alla riduzione del costo del lavoro, che si traduce in riduzione dei salari, al non rinnovo dei contratti di lavoro, che riguarda il pubblico, ma in molti casi anche la difficoltà a rinnovarli nel privato, e che si somma a un blocco dei trattamenti pensionistici, anche quello che va avanti da anni. Insieme questi fattori hanno determinato un circuito negativo, un circolo vizioso, per cui ogni volta gli stessi obiettivi che si pongono per l'equilibrio del bilancio dello Stato, del bilancio pubblico, non vengono mai raggiunti. Ogni volta bisogna intervenire con un'altra manovrina, perché se non si inverte questo circolo negativo, e per invertirlo bisogna andare, non è che voglio spostare ad altri livelli sempre la cosa, però bisogna andare al superamento di quei vincoli che hanno determinato questa condizione. Io prima non ho concluso. No. Quello che a me preoccupa... Mi riferisco soprattutto a livello europeo, ma che sono vincoli, quelli del fiscal compact, che non sono solo a livello europeo, dopo caratterizzano la gestione della finanza pubblica nei singoli Stati e, Andrea, condizionano anche la condizione dei sindaci nei territori. Certo. Ma è chiaro, perché non sono stanziamenti. Perché il patto di stabilità, che adesso è stato un po' allentato, ma il fiscal compact, il vincolo del pareggio di bilancio, è una condizione che crea situazioni anche paradossali. Anche in comune, in situazioni dove ci sarebbe la liquidità e la possibilità, non si può utilizzare. C'è un vincolo che impedisce. Quello che a me preoccupa è l'autunno, perché questa è una manovrina che ha accontentato qua in Unione Europea qualcuno, ma quello che a me preoccupa è l'autunno, perché dipende i dati che hanno messo fuori questi giorni, che secondo me non so quanto siano veri, devo essere onesto. Se mi aumentano l'IVA dal 10 al 13 e dal 22 al 24/25, là ragazzi, perché loro dicono stanno facendo questa manovrina per evitare le clausole di salvaguardia. Guardate che vuol dire una depressione del mercato interno spaventosa, vuol dire un abbattimento ancora più dei consumi, vuol dire deflazione, vuol dire veramente morire.
Spero e mi auguro che quei dati che hanno immesso sui telegiornali siano veritieri, perché sai, i bilanci non è che solo le aziende private li modificano, ma anche i bilanci pubblici li modificano, ok? Sì, Spero che siano veri. Assolutamente. Adesso do la parola voglio sentire anche la Confapi cosa ne dice, però andiamo prima in pubblicità rapidissimi e poi siamo di nuovo con voi.